Allo stadio Pietro Gangemi si gioca la 12ª giornata del campionato di terza categoria. Il terzo turno del girone di ritorno vede di fronte il Torregrotta e l'Arcigrazia. Padroni di casa reduce dalla pesante sconfitta maturata contro il Castanea con il punteggio di 4-2. Sul fronte opposto l'Arcigrazia, penultima in graduatoria, ha mosso la classifica pareggiando per 2-2 contro il Roccavaldina. Dirige l'incontro il signor Francesco Di Fiore della sezione di Messina, quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Francesco Morabito scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo. Prima occasione di marca torrese dopo 2 giri di lancette. Chiarenza serve il compagno di squadra errante, tiro cross che sbatte sul palo dopo il tocco da parte di Tipaldo. Al quinto ancora un'occasione per i padroni di casa, la punizione di Donia è centrale, risponde presente l'estremo difensore Mamertino e l'Arcigrazia. Rispedendo con i guantoni il pallone al mittente, al 13° si sblocca il parziale, Guida lavora bene la sfera, serve Donia che batte Tipaldo in uscita con un preciso destro in diagonale, 1-0 al Pietro Gangemi. Rispondono gli ospiti al quarto d'ora, punizione di Lopresti per Papale che prova al volo sparando alto con il destro. Al 20° ancora un ottimo Guido da posizione defilata, ci prova direttamente da piazzato colpendo in pieno il palo. Al 23° arriva il pari dell'Arcigrazia, punizione di Lopresti ancora per il compagno di squadra Papale che questa volta riesce a battere Di Paola in uscita, 1-1 al Pietro Gangemi. Alla mezz'ora rimessa di La Spada per Lopresti che va con il destro spaccando la trasversale dei pali. Minuto 40, Lamin Touré apre molto bene sulla destra per Gitto, la sfera arriva a Foti che calcia con il destro, para però si distende alla sua destra Di Paola. Termina sull'1-1 la prima frazione di gioco, inizia invece con un cambio la ripresa dentro Caselli in luogo di Guido tra le fila torresi. Trascorrono appena 4 minuti al rientro in campo e le formazioni, filtrante di Chiarenza per Donia, palla dentro per Caselli che a porta sguarnita fa 2-1 per il Torregrotta Under 21 Next Gen, che però resterà in 10 uomini rosso diretto per Bencancur Mohamed subito dopo l'area del nuovo vantaggio. 2 minuti più tardi assist di Lopresti per Caselli, troppo altruista nel servire, Ionia sbaglia il passaggio decisivo. Al 55° arriva il nuovo pari, l'Arcigrazia si alza un campanile, Mané Malang stoppa la sfera, va di controbalzo, un Eurogol che batte Di Paola per il 2-2 l'Arcigrazia. 59° confusione in area Mamertina, Lopresti calcia senza centrare il bersaglio grosso. Al 65° angolo di Errante per Arizzi, incornata vincente che vale il 3-2 del Torregrotta. 2 minuti più tardi Donia apre per Lopresti, stop a seguire aristocratico del numero 4 che serve il compagno a rimorchio, Salvo che spara però alto con il destro. Al 69° ancora Salvo per Errante, duetta bene con Lopresti, il numero 10 però viene chiuso in corner. Al 71° Torregrotta che chiude virtualmente i giochi, la sfera arriva a Lopresti che pennella Donia, il quale con un dolcissimo lob batte il portiere ospite per il 4-2 torrese, andandosi a prendere l'abbraccio del proprio tecnico. 3 minuti più tardi Salvo fa correre Errante, palla dietro per Caselli che si fa parare la prima conclusione. Sul ribattuta ancora Caselli spreca tutto calciando alto con il destro. Ancora cambi con Emanuele Pino che rileva Arizzi, Torregrotta in 9 e Arcigrazia in 10 uomini, allontanati Lopresti e Santoro. Minuto 81, conclusione di Lopresti, parata da Di Paola, poi Turi Amadou cade in area, calcio di rigore accordato dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Lopresti per il possibile 4-3 e preciso con il destro il numero 10 Mamertino riapre la gara nel finale. All'87° la punizione di Lopresti impegna severamente Di Paola che risponde presente con i guantoni. Ancora un'occasione allo scoccare del 90° minuto, Lopresti sposta il pallone sul destro, ancora attento Di Paola sul terreno scivoloso del Pietro Gangemi di Torregrotta. Termina così Torregrotta 4 Arcigrazia 3. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.